chiaramente ci mette in difficoltà, non c'è ombra di dubbio, soprattutto in questo periodo. Noi poi abbiamo appena aperto. Ma ormai sembrava imminente tutto ciò, sapevamo già da tempo che però d'altronde mali estremi, estremi rimedi. Ci creano tanti problemi, è sempre più difficile risolverli e quindi si lavora anche malvolentieri. Se finora hanno lottato e sperato, baristi e ristoratori oggi sono rassegnati. In modo provocatorio, il noto ristoratore Ceolin ha affisso fuori dal suo neonato locale in centro a Mestre una decina di cartelli con i divieti degli ultimi mesi. È evidente che l'ultimo tassello che era rimasto era il pranzo di Natale. Ora mi ritrovo a dover anche immaginare di restituire gli acconti di chi aveva prenotato. È un disastro, non è che vi siano molte altre parole da esprimere, tanto più che è l'ultimo tassello di una situazione veramente ormai difficile da reggere. Stiamo parlando dei 15 giorni più importanti di tutto l'anno per la ristorazione, cioè le festività, è come dire, è sempre domenica. Ad oggi molti non hanno ancora ricevuto alcun ristoro. Lei ha ricevuto ristori nel frattempo? No, assolutamente no. No, per il momento ancora no. Finora no. E quindi siamo ancora in attesa di... Sono ancora in attesa del ristoro promesso il 24 di ottobre dal Presidente del Consiglio. Oltre il danno, la beffa, e per Ceolin non resta che salvare il salvabile. La cosa più significativa che farò da oggi fino al 23, che è l'ultimo giorno ammesso di apertura, sarà regalare ai passanti i Pandoro che avevo evidentemente acquistato in abbondanza per tutto il periodo delle festività. C'è però un grande rammarico. Troppe batoste e soprattutto il senso di abbandono, non solo da parte delle istituzioni nella realtà, quindi a cominciare dal governo, ma anche da parte, io direi, della cittadinanza tutta. Insomma, c'è questa sorta di considerazione che questo mestiere, forse è stato vero nel passato, ora non potrebbe, anche volendo esserlo, sia fatto di commercio in nero, eccetera eccetera, ma non è così in realtà, non è più vero.